tutti e a tutte a questo momento di preghiera missionaria. È un momento privilegiato per ascoltare, attualizzare e praticare la parola di Dio, che non conosce confini in tutto il mondo. Siamo qui per allargare al mondo sguardi e cuori e per invitare tutti e tutte le persone a passare dal banchetto dell'accumulo, del consumismo e dell'individualismo a quello della condivisione, dell'essenzialità e della fraternità, perché al mondo non manchi il Vangelo e al Vangelo non manchi il mondo. Questa sera vivremo anche l'invio missionario di Don Paolo Salatin, che partirà per il Brasile, e iniziamo questo momento di preghiera ascoltando un canto in brasiliano che un po' accompagnerà questa celebrazione, il Brasile. Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, vi saluto, vedo con piacere, siete numerosi e ci sono anche tanti giovani, vedo, collegati all'invio di Don Paolo. Grazie della vostra presenza, grazie della presenza Don Vincenti, Vescovo di Livramento, dove Don Paolo svolgerà nei prossimi anni il suo ministero. Ci sono anche dei sacerdoti, oltre a Don Sivaldo, che sono due sacerdoti della stessa diocesi, a cui do il benvenuto e il mio saluto. Prepariamoci a vivere bene questo momento e affidiamoci allo Spirito Santo, questa invisibile presenza
che ancora oggi ci guida verso la verità. Invochiamolo insieme. Spirito Santo, Che riempi e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca, torna a parlarci con accenti di speranza, frantuma la corazza della nostra aspettazione alle fine, rivestaci nel cuore di patrie perdute, dissipa le nostre paure, scuotici dalla umanità, liberaci dalla tristezza di non saperci più inclinare per i soprusi consumati sul proprio, preservaci dalla tragedia per riconoscere che le prime officine della violenza e dell'ingiustizia sono ospitate dentro noi. Donaci la gioia di capire che tu non parli solo ai propri nelle nostre preghiere, che nessuno può rivelare fatto di sé e che se i semi del verbo sono diffusi in tutte le parole e anche vero che i tuoi cervini si esprimono nelle lacrime monumentali, nelle verità buddiste, negli amori degli Hindu e nel sorriso degli idolatri, nella parola buona dei pagani e nella gratitudine degli altri. Dal Vangelo di Matteo. Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono, chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Possiamo sederci. non se ne curano. In questo primo momento vorremmo soffermarci su queste parole che ci ricordano che è necessario predisporsi per accogliere l'invito al banchetto. Avere cura parte dal presupposto che è fondamentale giungere a comprendere l'importanza in noi, fuori di noi, nelle nostre relazioni, della presenza dei limiti, delle ferite, delle zone d'ombra, capire alla luce del messaggio evangelico che tutto ciò che del nostro e di altrui modo interiore è segnato dall'ombra e dai limiti, è l'unica nostra ricchezza e che proprio lì è possibile fare esperienza della nostra salvezza. Pensiamo alle perle. Cos'è una perla? È un qualcosa nato dal dolore. Infatti nasce quando un'ostrica viene ferita. Quando un corpo estraneo in impurità, un granello di sabbia, penetra al suo interno e là abita.
la conchiglia inizia a produrre una sostanza, la madreperla, con cui lo ricopre per proteggere il proprio corpo indifeso. Ecco che alla fine ci sarà formata una bella perla, lucente e pregiata. Se non viene ferita, l'ostrica non potrà mai produrre perle, perché la perla è una ferita cicatrizzata. Spesso è la fragilità che ci allontana da Dio. Attraverso il perdono di noi stessi e degli altri è possibile ricoprire le nostre ferite con quella madreperla che per noi cristiani è l'amore, rimanendo semplicemente poveri e anche terribilmente vuoti, affinché la grazia operi in noi. Mettiamoci in preghiera e ascoltando il brano che verrà proposto, vi proponiamo questa dinamica. Proviamo ad ascoltarci interiormente e a cercare di riconoscere una delle nostre fragilità. Scriviamo poi, per chi ha la perla in mano, che è quella che avete raccolto all'entrata, scriviamola in questa perla. Dopodiché possiamo consegnare questa perla ad un vicino di posto che magari non conosciamo come segno di apertura, come segno anche di svuotamento, per lasciarci condurre. Chi riceve la perla ne avrà cura, pregando per quella persona, anche se non la conosce. Chi non ha la perla può fare questo esercizio simbolicamente, perché non immaginavamo di avere così tanta presenza, per cui Quando ero
potete consegnare, se non l'avete già fatto, la vostra fragilità a chi avete accanto. Dalla fragilità che allontana al sapore che riempie. Ci alziamo in piedi per ascoltare il Vangelo. Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti dalle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Possiamo sederci. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Questo ci dice che la missione è un andare instancabile verso tutta l'umanità per invitarla all'incontro e alla comunione con Dio. Instancabile! Dio, grande nell'amore e ricco di misericordia, è sempre in uscita verso ogni uomo per chiamarlo alla felicità del suo regno, malgrado l'indifferenza o il rifiuto. Così Gesù Cristo, buon pastore inviato dal Padre, andava in cerca delle pecore perdute del popolo di Israele e desiderava andare oltre per raggiungere anche le pecore più lontane. Egli ha detto ai discepoli: andate, sia prima sia dopo la sua risurrezione, coinvolgendoli nella sua stessa missione. Per questo la Chiesa continuerà ad andare oltre ogni confine, ad uscire ancora e ancora senza stancarsi o perdersi d'animo di fronte a difficoltà e ostacoli, per compiere fedelmente la missione ricevuta dal Signore. Pensiamo ora alle spezie. Le spezie sono sostanze aromatiche di origine vegetale, come ad esempio pepe, zenzero, chiodi di garofano, cannella, noce moscata, generalmente di provenienza esotica, usate, oltre che per aromatizzare e insaporire cibi e bevande, anche, specialmente in passato, in medicina e in farmacia. La caratteristica delle spezie è la mondialità e la varietà, ed in alcuni casi definiscono i tratti culturali di un popolo. Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento vengono citate più volte varie spezie, come cumino, coriandolo, aneto, cannella, menta, anche per la loro capacità curativa. Noi cristiani missionari abbiamo questo compito di avere un cuore universale, aperto al mondo e prenderci cura delle persone più fragili. È urgente oggi insaporire il nostro stile di trasmissione della fede, trovare nuove modalità per raggiungere i cuori delle persone e parlargli di Dio, senza timore. Gli ingredienti dei discepoli missionari sono la gioia, la magnanimità, la benevolenza, frutto dello Spirito Santo in loro.
senza forzatura, coercizione, proselitismo, sempre con vicinanza, compassione e tenerezza, che riflettono il modo di essere e di agire di Dio. Mettiamoci in preghiera e in silenzio, proviamo a descrivere a noi stessi qual è il nostro stile di parlare di Dio agli altri o come vorremmo che fosse. Dopodiché chi ce l'ha riprende la perla che gli è stata donata e cerca di pensare a che tipo di ingrediente può essere utile per prendersi cura di quella fragilità che il vicino ha scritto. Successivamente la restituirà al legittimo proprietario. È possibile ora restituire la pallina a chi ce l'ha donata se riuscite, se no potete farlo anche dopo. Prendersi cura è un'arte. Ora ascoltiamo la testimonianza di Don Vicente, che è il vescovo nuovo di Livramento. Fratelli e sorelle, buonasera a tutti, pace e bene. Vorrei ringraziare tantissimo a Monsignore Corrado per questa opportunità di vivere questo segno di unione missionaria, comunione tra la Chiesa di Livramento di Nossa Senhora, Bahia, Brasil e Vittorio Veneto, Italia. E anche dirvi che la testimonianza missionaria di Don Marco d'Almagro in Livramento come vicino al popolo con il suo lavoro è una cosa buonissima per noi nella diocesi. E adesso aspettiamo con speranza l'arrivo del nuovo missionario Don Paolo Salatin. Ringraziamo anche a Don Nicevaldo per questi 5 anni qui lavorando nella diocesi. Ecco, io sono troppo contento di essere qui parlando con voi, anche sia povero il mio italiano, però si può capire qualcosa. Ho sistemato qui una riflessione per questa sera sull'ecologia integrale. Questo tema è un tema carissimo a Papa Francesco. In Brasile sono anche il preside della Commissione di Ecologia Integrale
della Conferenza Nazionale dei Vescovi di Brasile e ho vissuto un'esperienza a Brumadinho con tutte le comunità affettate per questo problema dello sfruttamento della nostra casa comune. Viviamo sicuramente una epoca in cui il grido della terra si unisce al grido dei poveri. I segni della sofferenza della natura e degli esseri umani sono evidenti, vero? La crisi climatica, la distruzione degli ecosistemi, l'inquinamento crescente insieme a guerre devastanti che colpiscono le comunità più vulnerabili. Di fronte a queste sfide siamo chiamati ad abbracciare l'ecologia integrale, una visione olistica che riconosce l'interconnessione tra l'essere umano e l'ambiente. Papa Francesco, nell'enciclica Laudato Si, ci invita a riconsiderare veramente il nostro rapporto con il creato, sottolineando che la crisi ecologica è profondamente legata a una crisi morale e spirituale. La nostra missione urgente è proteggere la casa comune, come il Papa chiama la terra, nostra casa comune, che ci sostiene e ci dà vita. L'ecologia integrale ci invita a vedere il mondo come una rete di relazioni interdipendenti, in cui la cura dell'ambiente non può essere separata dalla cura delle persone, in particolare dei più poveri e oppressi. I cambiamenti climatici stanno causando danni incalcolabili, con temperature in aumento, eventi meteorologici estremi, desertificazione e scioglimento dei ghiacci. Questi fenomeni colpiscono soprattutto le popolazioni più fragili che non hanno le risorse per adattarsi o difendersi. È in questo contesto che la guerra, l'ingiustizia sociale e la distruzione dell'ambiente si intrecciano, aggravando la sofferenza. Le risorse naturali, spesso oggetto di conflitti armati, diventano il bottino di guerre economiche e geopolitiche, mentre l'avidità e la sete di potere continuano a sfruttare la terra senza pietà. E che cosa proponiamo? La conversione ecologica. La crisi ambientale non è solo una questione tecnica o scientifica, ma una questione morale e spirituale. Come cristiani siamo chiamati a riconoscere la sacralità del creato, che riflette la bellezza e la bontà di Dio. Tuttavia l'uomo ha spesso agito come dominatore piuttosto che custode della terra. La nostra cultura del consumo e dello spreco ha portato a un degrado senza precedenti, dove la natura viene vista come una risorsa da sfruttare piuttosto che come un dono da preservare. L'ecologia integrale richiede un cambiamento radicale di mentalità, che si chiama una conversione ecologica, che ci porti a vivere in armonia con il creato, rispettando i suoi ritmi e limiti. Questa conversione implica anche un'azione concreta per ridurre l'impatto ambientale delle nostre scelte quotidiane e per promuovere stili di vita sostenibili.
In tempi di guerra e di conflitti, l'ecologia integrale ci spinge a riconoscere che la pace è strettamente legata alla giustizia sociale e alla cura dell'ambiente. Non può esserci pace duratura senza una giusta distribuzione delle risorse e senza il rispetto della dignità umana. La guerra distrugge non solo vite umane, ma anche interi ecosistemi, inquinando terreni, acque, aria, rendendo la terra sterile e inabitabile per generazioni. La riconciliazione con la natura e con i nostri fratelli e sorelle umani richiede un impegno per promuovere la giustizia, la solidarietà e la pace. Ogni atto di violenza contro la terra è un atto di violenza contro la umanità stessa. Dobbiamo lavorare insieme per costruire una cultura della pace che metta al centro il rispetto della vita in tutte le sue forme. Infine, l'ecologia integrale ci chiede di assumere una responsabilità collettiva e personale. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza del pianeta e dei poveri. La crisi climatica e ambientale richiede un'azione urgente e coraggiosa da parte di tutti, governi, istituzioni, comunità religiose e ogni singola persona. Come cristiani, la nostra fede ci spinge a essere testimoni di speranza e custodi della creazione. Dobbiamo educare le nuove generazioni a prendersi cura della terra, a vivere in modo sostenibile e a lavorare per un futuro in cui la giustizia, la pace e l'armonia con il creato siano una realtà per tutti. La nostra casa comune è un dono prezioso e siamo chiamati a proteggerla con amore, rispetto e gratitudine. Questo è il mandato che dobbiamo accogliere oggi, in un tempo di sofferenza, ma anche di grande speranza per il futuro. Pace e bene a tutti voi. Speranza che unisce. Ci alziamo in piedi per ascoltare il Vangelo. Dal Vangelo di Marco. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno.
Imporranno le mani ai malati, questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola coi prodigi che l'accompagnavano. Possiamo sederci. Il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Questo accade anche oggi. Siamo invitati a scoprirlo, a viverlo. Cristo risorto e glorioso è la sorgente profonda della nostra speranza e non ci mancherà il suo aiuto per compiere la missione che Egli ci affida. La fede significa anche credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è vivo, che è capace di intervenire misteriosamente, che non ci abbandona, che trae il bene dal male con la potenza e con la sua infinita creatività. Crediamo al Vangelo che dice che il regno di Dio è già presente nel mondo e si sta sviluppando qui e là in modi diversi, come il piccolo seme che può arrivare a trasformarsi in una grande pianta, come una manciata di lievito che fermenta una grande massa e come il buon seme che cresce in mezzo alla zizzania e ci può sempre sorprendere in modo gradito. La resurrezione di Cristo produce in ogni luogo germi di questo mondo nuovo e anche se vengono tagliati ritornano a spuntare, perché la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è risuscitato invano. Non rimaniamo al margine di questo cammino della speranza viva. Come espressione della nostra fede, preghiamo il Salmo 70, Tu Signore, la mia speranza fin dalla giovinezza. Si alterneranno un solista e l'assemblea. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sì. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio, dal pugno dell'uomo violento e perverso. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Della tua lode è piena la mia bocca, tutto il giorno canto il tuo splendore. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. O Dio, da me non stare lontano. Dio mio, vieni presto in mio aiuto. Siano svergognati e annientati quanti mi accusano. Siano coperti di insulti e di infamia quanti cercano la mia rovina. Verrò a cantare le imprese del Signore Dio. Farò memoria della tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
sarà proprio breve come ha auspicato la Maria Grazia. Veglia missionaria. Da dove nasce la missione? Dobbiamo chiedersi, lo sentiamo tante volte, questo compito missionario. Nasce soltanto da un compito che ci è affidato. Bisogna che tu diventi missionario. Beh, certo, ma se fosse solo un compito non reggerebbe, non durerebbe a lungo. Una missione che nascesse soltanto da un dovere, da un bisogna, durerebbe poco. Piuttosto la missione nasce dalla speranza che quel banchetto che il Re ha preparato e a cui ti ha invitato, speranza che sia una cosa bella, che sia una cosa buona, che sia una cosa promettente, fonte di vita per te e per gli altri. Se ti mancasse questa speranza, mai ti verrebbe in mente di parteciparvi tu, e tanto meno ti verrebbe voglia di invitare gli altri a parteciparvi. Questo mi pare che lo capiamo tutti. La missione nasce dalla speranza in una promessa: venite alle nozze, gusterete vita, gioia, verità, bellezza. Ma contemporaneamente dobbiamo anche dire un'altra cosa. Questa speranza nel compimento di una promessa che c'è e che è presente, assolutamente presente nella nostra vita, anche se purtroppo è in difficoltà oggi, la speranza. Per questo abbiamo anche il giubileo Pellegrini di Speranza, la nostra lettera Seminare Speranza. Abbiamo un tempo di deficit di speranza, però possiamo dire che non ce ne sia minimamente niente, no. Ad ogni modo, questa speranza nel compimento di una promessa resterebbe vuota se tu in qualche modo, in qualche misura non ne avessi già intuito, direi di più, sperimentato la verità. La bellezza, la verità, la fecondità della relazione con Gesù, della relazione buona con gli altri, della relazione buona con il creato, perché questo è il banchetto. Il banchetto non è mica un buffet a cui mangiamo pasticcini. Il banchetto è questo, la relazione buona con Gesù e attraverso lui col Padre, con gli altri, la pace, la fraternità, con il creato, in una ecologia integrale come ha parlato Don Vicenti. Ecco, la bellezza di tutto questo, la verità di tutto questo, la fecondità di tutto questo, tu non puoi dirla e comunicarla agli altri, ma neppure puoi dirla e comunicarla a te stesso se non ne hai fatto almeno un po' l'esperienza, almeno un po'. Non puoi dire io spero, io amo gli altri, io chiamo gli altri a partecipare a questa esperienza, a questo banchetto, perché me l'ha detto il parroco, perché me l'ha detto il catechista, perché me l'ha detto la mia amica, no? O meglio, tu potrai farlo, cioè tu potrai dire io credo, io spero, io chiamo gli altri, soltanto dicendo è vero che me l'ha detto il parroco, è vero che me l'ha detto la catechista, è vero che me l'ha detto la mia amica, ma soprattutto l'ho sperimentato io. Ho capito che è vero quello che mi hanno detto, perché l'ho intuito e sperimentato io. Ho sperimentato la gioia consolante, per esempio, dell'essere accolto nonostante la mia fragilità.
prima parte di questa veglia. La gioia consolante di poter portare qualcosa di bello, di sapore, di profumo di Cristo agli altri. Ecco, e questo è molto importante, altrimenti la speranza non nasce. Speranza è credere nel compimento di una promessa, quindi la missione è questione di speranza, sia chiaro, ma la speranza nasce da un'esperienza già esaustivamente fatta, perché altrimenti non ho più speranza. Iniziare almeno qualcosa, intuizione, un germoglio. Spero che la promessa venga portata a compimento. Ecco, allora noi non crediamo, non speriamo per procura o attraverso le altre persone. No, io credo, spero, amo, perché ho intuito, sperimentato che quella promessa già ora mantiene ciò che promette. Venite alle nozze. È un invito, ma è una promessa. Sarà gioia, vera, vita autentica. E credo che sarebbe interessante dire, io quando ho sperimentato questa venita alle nozze, questa bellezza di partecipare a questo convito, perché allora potrò dirlo agli altri. Cari fratelli e sorelle, il gesto che facciamo questa sera di dare il mandato a Don Paolo impegna evidentemente tutti voi, tutti noi, tutti quanti, ed è bello, ho detto fino all'inizio, che siamo in tanti. Non è un affare di Don Paolo e chi si è visto, no, ci interpella e ci impegna tutti. Non siamo più in grado di mandare 20 fidei donum come era nei tempi d'oro, laici, consacrati in altri paesi ad annunciare e testimoniare la bellezza di quell'invito, venite alle nozze, no? L'invito di Don Paolo e di Don Marco 5 anni fa è un gesto contemporaneamente reale e simbolico. Non dimentichiamo, è reale, non fa finta di andare, ci va, e questo interpella tutti. Però è anche simbolico, nel senso che è un segno attraverso cui la nostra Chiesa di Vittorio Veneto mantiene viva la coscienza di dover annunciare il Vangelo a tutti, di non rinchiudersi in maniera rassegnata e scoraggiata sulle proprie fragilità, sulle proprie difficoltà che partono dal fatto che abbiamo poche vocazioni alla vita consacrata, alla vita al sacerdozio ministeriale e così via, e tante altre difficoltà. Non si rassegna, mantiene viva la speranza. E questo ci interpella qui. Tutti partiranno evidentemente, ma sappiamo che l'Italia ormai e anche il Veneto e anche il Trevigiano è territorio, terra di missione. La Francia l'ha scoperto appena dopo la seconda guerra mondiale, negli anni 50. Francia, terra di missione, paese di missione. L'Italia ormai lo è, ormai da parecchi anni. Quindi quell'atteggiamento che spinge Don Paolo ad accettare di andare in Brasile spingerà ciascuno di noi qui ad essere capace di dire: venite alle nozze. Io ci ho sperimentato la bellezza, vale la pena, coraggio, anche tu. Ecco, ripeto, Don Paolo è un ricamo importante per tutti, importante per noi come Chiesa, perché le difficoltà che noi abbiamo non ci scoraggino, non ci facciano rassegnare. Grazie a te, Don Paolo, che hai accettato questo compito, grazie a Don Marco che l'ha svolto ormai da 5 anni. Chiediamo al Signore in questa veglia di preghiera che questo gesto sia fecondo per te, ovviamente, ma anche per tutta la nostra Chiesa, e invochiamo che il Signore sostenga altre chiamate alla missione. Perché no? Non dimentichiamo poi che ci sono molte altre persone, uomini e donne consacrate che sono in altri paesi per annunciare il Vangelo. Questa sera ricordiamoli tutti e chiediamo anche per loro l'aiuto dello Spirito e il coraggio e la forza che vengono da Lui.
Don Paolo Salatì di anni 34. È Marco che ne ha 40, ho fatto confusione. Originario di Sacile, ha concluso il suo servizio di cappellaneria presso queste parrocchie di San Pio X, Campolongo e Pare. Partirà nei primi giorni di novembre per il Brasile, visto permettendo, come Fidei Domo, dove già svolge servizio, come abbiamo detto, Don Marco d'Almagro, che vi porta i suoi saluti, il quale rientrerà nei primi mesi di febbraio del prossimo anno 2025. La diocesi a sua volta ha accolto Don Nessivardo, che resterà con noi fino alla fine del suo mandato. Questo invio è un'espressione di una perla che è la sorellanza fra le diocesi di Vittorio Veneto e la diocesi di Livramento, e nasce con il desiderio che venga considerato come un dono ed un impegno collettivo di tutta la nostra Chiesa e come segno di speranza che ci unisce. Invito i due vescovi, Don Monsignor Corrado e Don Vicente, a venire qui davanti per l'invio di Don Paolo. E invito Don Paolo a venire qui. Ci raccogliamo in un momento di silenzio, di preghiera per questo momento. Fratelli e sorelle, innalziamo. Carissimo Don Paolo, stai per iniziare un nuovo cammino a servizio della Chiesa universale per testimoniare a tutti di aver incontrato Cristo risorto, la cui presenza fa battere il nostro cuore e ci spinge a partire in fretta. Innalziamo ora la nostra preghiera a Dio Padre ricco di misericordia, che consacrò il suo Figlio con l'unzione dello Spirito Santo per evangelizzare i poveri, sanare i contriti di cuore e consolare gli afflitti. Padre, che hai mandato Gesù Cristo ad annunziare il lieto messaggio ai poveri, rendi sempre più missionaria la tua Chiesa, perché attenta al grido dell'umanità sappia curarne le ferite, lenirle con l'olio della consolazione, fasciarle con la misericordia e la solidarietà. Padre, accendi nelle nostre diocesi di Vittorio Veneto e Livramento l'ardore missionario e suscita operai del Vangelo disponibili a lavorare nella tua messe. Padre, dona a Don Paolo e a quanti già operano nei vari continenti un cuore retto e sincero, pronto ad accogliere la tua parola,
capace di soccorrere le miserie e le ferite dei poveri e dei sofferenti. Padre, suscita nei giovani delle nostre chiese la fede in te, perché siano resi capaci di accogliere e soccorrere quanti sono nella povertà e nel bisogno. Signore Padre Santo, che hai voluto fare della croce di tuo Figlio l'origine di ogni benedizione e la fonte di ogni grazia, benedici questa croce e fa che Don Paolo la porti davanti agli uomini con l'impegno a rinnovarsi a immagine del tuo Figlio. Paolo, ricevi la croce segno della carità di Cristo e della missione per la quale la Chiesa ti ha scelto, affinché i tuoi passi possano adattarsi a nuove strade e superare le difficoltà del cammino. Amen. Don Paolo, ricevi il Vangelo perché ogni giorno, in ogni situazione, tu sia forte nella testimonianza, sempre guidato dalla parola. Egli che ha rivelato la verità e l'amore del Padre ti faccia testimone nel mondo della sua carità. Amen. Don Paolo, da ora ti affido nelle mani e al cuore del Vescovo Visenti, affinché ti guidi e ti accompagni, assicurandoti la mia e la nostra preghiera come Chiesa missionaria. Carissimo Don Paolo, ti accolgo come tuo pastore e mi impegno ad accompagnarti in questo cammino insieme. Ti benediciamo e ti lodiamo, o Dio, perché nel misterioso disegno della tua misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato mediante l'effusione del suo sangue e colmarli dei doni dello Spirito Santo. Egli, vinta dalla morte, prima di salire a te, mandò gli apostoli per annunciare ai popoli il Vangelo della vita e immergere i credenti nelle acque rigeneratrici del battesimo. Guarda, Signore, questo tuo servo, che investito del segno della croce inviamo come messaggero di salvezza e di pace. Guida i suoi passi con la tua destra e sostienilo con la potenza della tua grazia, perché non venga meno sotto il peso delle fatiche apostoliche. Risuoni nelle sue parole la voce di Cristo e quanti lo ascolteranno siano attirati all'obbedienza del Vangelo. Infondi nel suo cuore il tuo Santo Spirito, perché fatto tutto a tutti conduca a te, oh Padre, una moltitudine di figli che nella Santa Chiesa ti lodino senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen.
Fratelli e sorelle, con la preghiera del Signore Gesù raccogliamo ogni nostra necessità. In particolare affidiamo al Padre tutti i missionari del mondo e invochiamo la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga a noi il nostro salario la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e vieni a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, Padre Santo, benedici e proteggi noi, tuoi figli, che abbiamo partecipato a questa veglia. Il tuo volto brilli sempre più sul nostro volto e ci doni la tua pace, perché come discepoli missionari del tuo Figlio sappiamo amarci, accoglierci e camminare insieme per essere sempre e ovunque fratelli nel Vangelo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Annunciate a tutti le meraviglie del Signore e andate in pace. Intanto vi ringraziamo per essere così numerosi, avete superato le aspettative, quindi è molto bello questo, nonostante il tempo che non è favorevole. Vorrei ringraziare davvero i due vescovi che sono qui con noi, che ci hanno accompagnato in questa serata di preghiera, Don Michele, Don Melchisedec, che Lorenzo che è appena arrivato mi sembra, no? Che ci hanno accolto in questa comunità, e tutti voi ovviamente presenti. E grazie anche a questa rappresentanza della comunità brasiliana che ha animato i canti. Non è facile perché molti brasiliani lavorano e quindi fanno fatica ad essere presenti, ma volevano far sentire la voce dell'America Latina che è qui presente. Però bene, grazie comunque davvero di cuore. E anche grazie a chi ha aiutato un po' a preparare anche le piccole cose di questa veglia, e grazie a Don Paolo, che dopo potete salutare tranquillamente. Mentre faremo i canti di conclusione vi consegniamo un piccolo segno. Nel segno è un sacchettino con dentro una boccettina con una spezia. Sono tutte diverse, alcune sono le stesse, ma sono spezie che vengono da tutto il mondo. Sono anche quelle citate nei Vangeli, poi ve le hanno usate e indovinate quelle che siano. E c'è anche un piccolo cucchiaino che potete usare come appunto recupera spezie per il caffè, insomma, comunque rimane a voi. Perché questo pensiero? Perché c'è un bigliettino con scritto quello che noi vorremmo pensare come un mandato: vai e porta il sapore del Vangelo. Quindi l'impegno che ci prendiamo è, quando andiamo via da qui, non dimenticarci che siamo stati qui, ma portare dove siamo davvero il sapore, il gusto, questa perla preziosa, lasciarla andare, ve la portate a casa e veramente farlo sentire alle persone. E questo è il nostro augurio di buona missione. Invito i due vescovi a venire qui e voi ordinatamente, perché siete tanti, a ritirare il segno, sperando che basti per tutti. Affidiamo Don Paolo a Madonna che sta andando in terra brasiliana, che c'è Aparecida, che lo protegga.